Chi è che gavöia d'un bel piat de busecca? E incomincia il mese di novembre con la cassola e finisce con la busecca. 1 novembre, domenica, cassola appunto, già descritta nel video precedente. 29 novembre, ultima domenica di questo mese, trippa. Poi scrive il piat finale per arrivare a che risulta che devo un lavorare di mezza giornata. Ingredienti: una bella scigula, i carotul e il seler. Una carotola, un po' di seler e anche una mezza scigula. Gli metti dentro a buin dell'acqua insieme a un'ala de pulaster insieme fa il bröt che era pronto per dopo, per giuntare intanto che facevo la busecca. Dopo si è cominciato con il soffritto. Ecco, questi qui in tuchelit, questo è il piatto tricolore: carote, sedano e cipolle. Gli metti a rosolare con il butere e l'oli. Ecco che stanno rosolando e in andando avanti un bel è svenuto un quarto d'oretta, anche più se, perché dopo che metti dentro quel che avanzava dalla verdura, intanto le radrenda il bröt che ne sta su un'ora. Ultime aggiunte: foglie di sedano. Dopo una mesuretta, ecco qui che era la busecca pronta, bella lavata e sculata. Ecco come bella bianca. Dopo cambierà colore naturalmente. Questa qui è la verdura bella indurata. Ecco, quando la cipolla è indorata, e qui siamo a una mezz'ora dalla partenza, e butta dentro i busec. Ecco qua la prima riunificazione fra gli elementi. Però che calavamo qualcosa, era un bel biccerot de vin neger, come l'altra volta, che è una croatina dell'ultrapo pavese. E chi se andrà a gadere sempre la ricetta del Claudio e della Nita, che poi è quella della Cesarina, la mamma di lui. Ecco che chi la c'ha al colore, perché con dentro il vino la busecca la comincia a colorarsi, e poi col fatto che cuoceva ovviamente si è scurita. Fase successiva, la cottura va avanti, e quando in butta i busec le andate avanti a cuocere per 2 ore e mezza. Poi un ciccino di passata di tomates e alla fine abbiamo preso quelli già pronti per l'uso, per cui li abbiamo buttati all'ultimo momento. Se poteva anche tu quei freschi, pelai, mundai e fai andare, però l'era un altro lavoro da fa. Comunque gherem per questi. Ecco qui, faccio da dentro, comincio a mesciare, e chi sente un buon po', perché qui manca un quarto d'oretta, 20 minuti alla conclusione del tuo scorso. E alla fine, ecco qui, questa qui è la busecca della padella, prima dell'interno del piatto che avevi visto al principio. Ecco qui, dal 1 novembre, dal dì di Sant fino a quasi all'ultimo, un bel giretto per la cucina milanese, dalla cassola alla busecca. Buon appetito per la prossima volta che si vedono. Ciao.